Cominciamo. Gentile pubblico, buongiorno a tutti voi e benvenuti alle conferenze del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix. Per chi non ci conosce, siamo un'associazione di Vittorio Veneto che dal 13 dicembre 2009 organizza una conferenza ad un giorno ben fissato del mese, ogni giorno 13. Questa è la nostra conferenza numero 82, quindi abbiamo fatto un bel po' di strada. Oggi non sarà una semplice conferenza, ma un convegno. Ho il piacere anche di presentare alcuni medici che non sono molto conosciuti al mainstream, che però avranno qualcosa da dire molto importante. Io, come voi sapete, normalmente non parlo molto, mi piace stare dietro le quinte ad organizzare, quindi cedo subito la parola, dopo avervi tanto ringraziato per essere qui presenti con noi oggi, cedo subito la parola al giornalista Giorgio Iacuzzo. Grazie. Buongiorno a tutti. Io mi occupo da una quarantina d'anni di informazione per quanto riguarda gli argomenti scientifici e la salute e ho seguito per una ventina d'anni la medicina ufficiale perché pensavo fosse il massimo per il benessere dei cittadini, ma fin da ragazzo mi sono imbattuto nel fenomeno dei guaritori. La prima volta è stato leggendo all'inizio degli anni 60 il libro Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, poeta, pittore, artista, ma soprattutto di base un medico. Carlo Levi era stato mandato al confino in Basilicata per la sua attività antifascista. Naturalmente tutti quelli che venivano mandati al confino avevano il divieto assoluto di fare la loro professione, ma quando nel paese si scoprì che Levi era un medico, i contadini, i poverissimi contadini della zona cominciarono a chiedergli delle visite perché andare a Matera dai medici era un viaggio che durava dei giorni e nessuno aveva i soldi per poter pagare la visita. Ai cittadini del paese era assolutamente vietato ogni contatto con il condannato al confino. Solamente una persona poteva fargli essere al suo servizio. Nessuna donna del paese voleva servire un confinato. Si trovò disposta solo una donna chiamata Giulia la Sant'Arcangiolese, che a destra Levi illustra in un suo dipinto ad olio assieme al suo bambino, e dopo pochi giorni che Levi la vedeva in casa capì, anche per i racconti dei compaesani, che questa signora aveva dei poteri particolari e che era considerata la guaritrice del paese. E appunto leggendo Cristo si è fermato a Eboli, Levi nota tutte le tecniche che la Giulia usava, i suoi filtri, i suoi infusi e anche le male lingue che giravano nel paese sul suo conto. La seconda volta che mi imbattei sulla problematica dei guaritori è dovuto a un altro libro scritto da Carlo Ginzburg che si occupa della repressione pesante della Chiesa nella mia zona, nella mia regione, il Friuli, dove tra 500 e 600 vennero presi di mira i cosiddetti benandanti e per oltre un centinaio d'anni si ebbero centinaia di processi, centinaia di torture e anche alcuni roghi.
all'Arcivescovado di Udine ci sono tutti gli atti di questi processi. La maggior parte delle persone accusate sono delle donne che vivono da sole. Vivere da sole è uno dei parametri per creare il capo d'accusa. Un altro dei parametri è di avere molti gatti. Un altro dei parametri è di coltivare le erbe, in particolare vengono viste di cattivo occhio la rucola, il rafano, tutte delle cose che adesso ci sembrano assurde, ma allora potevano determinare una condanna molto pesante. Queste persone normalmente parlavano in friulano, la corte formata da prelati poneva le domande in latino o in francese, e di solito c'erano dei frati che facevano da interpreti tra il friulano e il latino o il francese. Possiamo immaginare il caos e la confusione e quello che capiva sia l'accusato che i giudici. La caccia alle streghe in Europa, che praticamente ha avuto come obiettivo tutta una serie di persone che aveva dei poteri particolari e che poteva guarire, si sviluppò soprattutto tra il XV e il XVIII secolo. In Italia fu molto pesante nelle regioni del nord, quasi inesistente nelle regioni del sud. Fu molto più pesante in Germania e nelle aree di religione protestante. In Italia fu pesantissima in Sardegna. La Sardegna non era sotto il controllo del Vaticano, ma sotto il controllo della Spagna, per cui in quel periodo c'era l'inquisitore Tomás de Torquemada, che andò giù pesantissimo. Vennero arrestate forse 1500 persone in un secolo e mezzo, il 90% erano donne. Potete vedere sulla lista di destra il numero dei paesi e delle città sarde che avevano una corte di processo, praticamente quasi tutte le località. E gli spagnoli volevano in particolare stroncare il culto della Grande Madre ed eliminare i residui del matriarcato, che in Sardegna è stato sempre molto praticato fino a una certa epoca. Uno dei processi più famosi che è arrivato fino ai giorni nostri è stato quello contro Giulia Carta, una contadina di Siligo, a cui i suoi concittadini e gli abitanti dei paesi vicini si rivolgevano perché aveva dei poteri curativi. Giulia Carta nel giro di una decina d'anni è stata arrestata 3 volte, ha passato di questi 10 anni 7 anni in prigione, non è stata messa al rogo, però ha passato molte settimane nella camera di tortura. Questa storia arriva fino a qualche anno fa, quando nel 2012 i cittadini di Siligo e l'amministrazione comunale hanno deciso di intitolare una via a suo nome. In Italia, per legge, i comuni che decidono di intitolare una via, una piazza a qualche personaggio devono chiedere l'autorizzazione alla prefettura, che rappresenta il governo. Il governo ha risposto no. Ha fatto fare una perizia a una professoressa di storia, e questa nella relazione scrive: Giulia Carta è un personaggio che ancora oggi potrebbe dare indicazioni sbagliate, rappresentare un cattivo esempio. Non è opportuno dare il nome di una via a chi rappresenta un giro oscuro, a una donna che è stata perseguitata anche per questo e che non è una martire. Non ci è sembrato un personaggio che avesse un valore morale, e per queste motivazioni la risposta è stata negativa. Vi rendete conto che un tipo di dichiarazione del genere fa pari pari con quelle che facevano gli inquisitori nel Medioevo.
Un altro caso di un altro continente che arriva fino ai giorni nostri è quello di Simon Kibangu del Congo belga, di una famiglia molto povera, rimane orfano di madre a pochi mesi, la famiglia lo affida al collegio dei missionari e lui viene alfabetizzato e formato come catechista. Però il padre era un guaritore e naturalmente il ragazzo avrà capito tutta una serie di tecniche che usava il papà. Nel 1917 inizia la sua attività di catechista e gira i villaggi a spiegare la religione cristiana. A un certo punto in quegli anni il Congo è pesantemente colpito da varie patologie, tra cui quella della mosca tsetse che sta decimando la popolazione. Alcune persone chiedono a Simon un aiuto, lui comincia determinate pratiche e hanno tutte successo. Viene continuamente chiamato nei villaggi, anche i bianchi, i coloni si rivolgono a lui perché i medici in camice bianco e con le punture, con le iniezioni e soprattutto in quelle popolazioni la puntura faceva molto paura e non riusciva a risolvere niente. A un certo punto il caso che fa arrabbiare le autorità è quando in un villaggio gli presentano il gobbo del villaggio. Questo qui lo supplica disperato di cambiare la sua posizione, la sua postura. Non si sa come Simon riesce a sistemarlo e c'è un'esplosione di gioia in tutti i paesi della zona, in tutti questi poveri villaggi, perché tutti conoscono il gobbo, l'hanno sempre visto così fino dalla nascita e adesso lo vedono in piena sanità. Il governatore a Kinshasa emette un mandato di cattura contro Simon, manda le truppe a cercarlo, Simon questo non lo sa, mentre lo cercano in alcuni villaggi lui a fare il catechismo in alcuni villaggi si conosce le motivazioni dell'arrivo dei soldati, la gente si arrabbia, ci sono degli spari, ci sono dei morti, Simon viene a saperlo e si consegna. Pochi mesi dopo, il 3 ottobre, viene processato a Kinshasa non dal tribunale civile ma da quello militare e viene condannato alla pena capitale per impiccagione. La popolazione dei villaggi comincia a protestare e soprattutto alcuni coloni che sono stati guariti da lui fanno un appello al governo di Bruxelles. Così il 22 novembre il re Alberto I del Belgio converte la pena di morte in ergastolo e lavori forzati. Quando l'ho letto ho detto che bello, che bel gesto, ma la cosa è stata molto più tragica perché dopo aver ricevuto 120 frustate è stato trasferito nella prigione di Lumumbashi a 2000 km da Kinshasa, è rimasto in prigione per 30 anni subendo sistematiche torture settimanali che erano molto peggio dell'impiccagione. È morto quando alcuni di noi erano già nati il 12 ottobre 51. In Europa nessuno sa chi sia e cosa abbia fatto. E a un certo punto in Africa qualcuno ha deciso